Aidone è un piccolo comune della provincia di Enna e si erge isolato su un promontorio, così come altri borghi dell'interno che rimarcano antiche origini, quando era importante stanziarsi sul luogo che garantisse una facile difendibilità contro eventuali invasori. Non sorprende quindi ritrovare in questi paesi montani tracce di un antico passato, che seppur cancellato dagli sconvolgimenti della natura e dell'uomo, appare ancora in vaghe trasparenze come di lontane eco. Il piccolo paese di Aidone, negli ultimi 50 anni, ha subito un lento spopolamento, lo stesso che purtroppo ha coinvolto quasi tutti i paesi dell'entroterra. Infatti, l'abbandono delle campagne, la mancanza di lavoro e l'emigrazione da parte dei giovani verso i capoluoghi di provincia o fuori dai confini regionali e nazionali ha contribuito al costante calo e all'invecchiamento della popolazione. Ad un certo punto è spontaneo che comunità così antiche e in decadenza sentano la necessità di recuperare le proprie radici e propria la storia, al fine di mantenere viva l'identità sociale trasmessa di generazione in generazione. La risposta a questi mali può essere certamente il turismo e la particolarità dei prodotti e delle usanze locali. Così, al crescente spopolamento, negli ultimi anni si nota una contemporanea rivalorizzazione del territorio, con la ripresa di vecchie tradizioni. Qui, ad Aidone, ad esempio, dal 2005 è stata recuperata la festa del battimento, la quale rievoca la battaglia fra Normanni e Saraceni, episodio in cui Aidone prese vita e iniziò la sua strada nella storia che l'ha condotta fino ad oggi. Prima dell'arrivo dei Normanni è probabile che qui si fosse stanziata una piccola comunità araba, la quale, sfruttando le proprietà strategiche del monte, vi costruì un fortilizio. Tuttavia, nell'undicesimo secolo giungono i Normanni, che assediarono e conquistarono il sito, in una battaglia campale che vide un'iniziale sconfitta dell'esercito di Ruggero, seguita da una trionfante vittoria, così come vuole la tradizione narrata nella festa folcloristica del battimento, che di fatto ne ricostruisce le gesta. Con i Normanni, Aidone diventa un centro urbano vero e proprio, il quale, del proprio passato arabo, ne conserva solo il toponimo. Infatti, secondo i più recenti studi, l'etimologia sarebbe da ricercare nel nome di Ain-Dun, letteralmente sorgente superiore, definizione giustificata dalla presenza di numerose fonti d'acqua. Usanza dei Normanni era di costruire subito un castello nel luogo appena conquistato, allo scopo di creare un saldo presidio contro eventuali contrattacchi e ritorsioni. Ad Aidone quindi fu abbattuta la fortificazione araba ed eretto un nuovo grande castello nel punto più alto, dal quale si aveva un'ampia visione di tutta l'entroterra circostante, tale da essere inserito in una rete visiva, dal quale era possibile comunicare attraverso i fani con le fortezze di Enna, Pietra Tagliata e altri punti strategici. Recandoci ad Aidone, il solo modo per trovare il castello, nel caso non si conosca esattamente il luogo, è quello di salire il più alto possibile, raggiungendo la sommità di una collina leggermente distaccata dal nucleo urbano, da dove si può ammirare un ampio panorama sulla valle del fiume Gornalunga. Qui i ruderi del castello si ergono ancora maestosi e scomposti, tanto che in alcuni punti sembrano sia stati accozzati da una volontà ironica. Era impressionante, in quel tardo pomeriggio, la visione degli enormi bastioni, appoggiati gli uni sugli altri dal crollo, che svettavano verso il cielo quasi in un urlo di possente agonia, quando ormai gli ultimi raggi del sole correvano sempre più, allungando le ombre a dismisura, in quel drammatico silenzio. Solo qualche coppietta di passaggio,
in cerca di un angolo di quiete, passeggiava forse ignara di quell'eredità storica, così importante e remota come unico lascito dei loro stessi antenati. Eppure, in un frangente di quella solitudine, in quel verde prato che ammantava tutto, divenne suggestivo ammirare quei tratti di muro sbucare dal terreno, come i resti di un relitto di una vecchia nave quasi affondata. Lo sguardo spaziava qua e là, alla ricerca di improbabili frammenti di storia o indizi che aiutassero a recuperare qualcosa per capire e conoscere di più di quel monumento. Il primo documento che attesta l'esistenza di Aidone è un diploma della cattedrale di Messina del 1154, nel quale si fa cenno al milite Pascal Miles de Aidone, secondo il quale gli studiosi ritengono che il cognome, associato al soldato, testimonierebbe anche l'esistenza di un fortilizio militare, e quindi dello stesso castello. Fra i primi proprietari del feudo, degna di menzione, è Adelasia, nipote di Ruggero, che tenne il feudo fino alla morte. Adelasia è tuttora ricordata anche nella festività del battimento come benefattrice, poiché diede impulso alla costruzione di numerosi mulini e all'edificazione del monastero benedettino di Santa Maria Lo Planto. Di seguito, il castello è attivamente coinvolto nella famosa guerra dei 90 anni, scatenata dai Vespri siciliani. Infatti, fu conteso aspramente fra aragonesi e angioini. Fin da subito gli abitanti passarono dalla parte degli aragonesi, cacciando gli angioini dal forte. Fu nominato capitano Simone Firmetta, il quale però passò subito dalla parte dei francesi. La cacciata di Firmetta, e quindi la dimostrazione di fedeltà alla corona spagnola, convinse re Pietro III d'Aragona a concedere il feudo a Manfredi di Chiaramonte. I passaggi di mano non sono ancora terminati, tanto che nel 1296 Federico III d'Aragona assegna il castello a Enrico Rosso, il quale nomina a sua volta capitano della guarnigione Giovenco degli Uberti nel 1299. Giovenco ripete il tradimento di Firmetta e cede il castello nuovamente agli Angioini, che di seguito sono scacciati dallo stesso Federico. Un episodio vede protagonista l'angioino Fra Perrone, il quale combatté strenuamente gli aragonesi, fino a quando non fu catturato e incarcerato nel castello nel 1287, dove si tolse la vita. Alla fine del 300 la fortezza passa nelle mani della famiglia Gioeni
e dal 1396 ospita la regina Maria Bianca di Navarra, con il marito re Martino il Giovane. Il castello rimane nelle mani della famiglia Gioeni fino al 600, quando ormai era in progressivo abbandono a causa dell'indebolimento della struttura a seguito dei numerosi terremoti. Infatti nel 1642 è testimoniata la sola presenza di 2 stanze per i carcerati, il cortile e la casa del custode. Il tremendo sisma del 1693 pone fine a quel poco, lasciando ai posteri tracce di storia attraverso i maestosi resti caduti. Quel giorno il sole tramontò lì, così come aveva fatto nei 900 anni precedenti, e gli anziani ruderi del grande castello si addormentarono nuovamente in attesa della frescura della notte e delle stelle.